Raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo sul Championship Manager 3 99-2000 e adesso ragazzi dobbiamo fare il debutto in Champions League, Lione-Barcellona. Giochiamo con la titolarissima, Franz De Boer è un po' stanco. Ce ne fottiamo. Iniziamo la partita. Go go Power Ranger, no scusate. Gol del Lione, bellissimo, subito il Lione ci distrugge. Gol del Barça, Patrick Kluivert. Abbiamo un po' di gente infortunata, Battistuta che non può giocare alla Champions, penso fosse giocata con la Roma, ma è 98 no, in teoria no. Non l'ho registrato? Dai ragazzi, dai. Dobbiamo andare avanti in più competizioni possibili. Niente. 1-1 al Gerland di Lione, me lo godo il Gerland. Allora, vediamo le condition, please. Le condition. Un attimo ricordarmi qua. Boh, questa finalizzazione 16, ma non mi fa impazzire Simao. Però Dani mi pareva molto veloce. Ah, i coglioni. Shimao, quello veloce. Però abbiamo Babangiga. Allora, figo, però non lo tolgo. Mettiamo. Facciamo così. No, togliamo Zenden che non mi ha colpito particolarmente. Mettiamo Letmanen e facciamo così. Primo cambio. Dai, vediamo se la azzecchiamo. Dai ragazzi, proviamoci. Provi gol Lione. Hanno attenzione annullato, meno male. Gol del Barça, boom boom, Vitor, Rivaldo. Mettiamo, allora, vediamo 6, vabbè, Luis Enrique, Ronaldo, me lo fa Ronaldo De Boer. Ok, destro però. Non mi convince. Allora, Xavi per Enrique. Non posso così. E condizioni. Frank De Boer è stanco. Mettiamo Reitzinger e speriamo bene. Reitzinger una pippa. È importante partire con una vittoria. Fischio finale, vinciamo 2-1 al Gerlandi, Lione, godo, godo, godo. Libidine è purissima, ragazzi. Libidine è purissima. Abbiamo il classico Barcellona, Real Madrid, anzi Real Madrid, Barcellona con Cocu fuori. E Cocu sulla anche Xavi fuori 10 giorni. La squadra è un po' stanca. Speriamo bene. Sarà durissima col Madrid. Guarda che vincerà la 8. Gol del Barça, Patrick Kluivert. Kluivert non ci fa rimpiangere Battistuta per il momento. Niente. 8. Sarebbe importante vincerlo ovviamente. Qua chiaramente essendo comunque tutto commentato è più di Zende, mamma mia. Mettiamo Litmanen. Proprio Zende non mi sta convincendo. Babangida fa solo destro, ok? Come condizioni, mamma mia, figo distrutto ragazzi. Gigi figo distrutto purtroppo. Gol del Madrid, Salgado. Michel Salgado, mega segna. Espulso Bogard. Ai, 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 ai. Togliamo Clivert e mettiamo Reitzinger. Vediamo se riusciamo magari. Sarà durissima ragazzi in 10 contro Real Madrid. Ai ai ai.
Male, male, male. Primerei per il pareggio, ma la vedo dura. Finisce 1-1, dai, poteva andare peggio. La classifica ci vede sempre al comando. Con 10 punti, ma deve ancora giocare il Betis. Dai, pian pianino, affanculo Bogard. Martin Palermo per 44 milioni. Bello. L'uomo che Betis ha perso, l'uomo che ha sbagliato 3 rigori in una partita. Non è solo quello, però. Contro il Croazia Zagabria. Ok. Ok. Van Pete. Pippo Cocu. Tanto Pippo, siamo sempre ogni partita per scrivere, non abbiamo il portiere. Eh... Ok, aspetta un attimo che ragioniamo. Allora, Xavi fuori, Cocu rientra. No, aspetta. Chi abbiamo squalificato? Ma era Coppa di Spagna, scusa un attimo. È una Coppa di Campioni adesso, sì, ciao. Il Cume è andato, ragazzi, la cosa ormai è abbastanza ufficiale. Allora, Cocchio rientra, togliamo Arteta. Resta te indisponibile. Giusto. Scusate un attimo che guardo una cosa. Quelli della Champions non li posso mettere, porca miseria. Questa è una bella pecca, eh. Male, 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 Beppe. Male, male, male. Non capisco il perché. Per il posto di Zenden mettiamo subito. Facciamo così. Eh, Allora, Litmane. Ciao Zenden. Ecco, che finora Zenden mi ha convinto a tratti. Vai raga. Bisogna cercare di vincere anche questa se possibile. È tutto più veloce, tutto più non dico più arcade, però è chiaro che non posso fare delle partite col commento lento perché ci mettiamo 10 ore. Quindi devo andare un po' a sensazioni leggendo in velocità, come facevamo una volta. Gol del Barça, Bogard, signori. Winston Bogard. Signori, il piccolo Winston. Winston Bogard. Ma però, non stavo andando male, eh. Dio Cristo, però. Ecco, e purtroppo gli infortuni sono una delle cose più fastidiose di Football Manager. Sia Football Manager, Championship Manager, vaffanculo Manager, quello che volete voi, niente da fare. Cerchiamo di chiuderla. Non riusciamo a chiudere, attenzione alla Croazia Zagabria. Espulso Munoz. Ora bisogna vincerla però sicuri, eh. Allora, togliamo Rivallo che mi spaventa, che non si sa mai. Se perdiamo anche Rivallo è finita. Mettiamo Dani per Patrick Clifford. Patrick Clifford. Vai. Chiudiamo, guarda che segna, non lo conosco bene. Sto gol del Barça. Boom boom Dani, boom boom Dani, boom boom Dani. Appena messo in campo. 2-0 ragazzi, Barcellona devastante. Figo, un mese, zio. Un mese fuori, raga, anche Gigi, cioè veramente, cioè, tutti fuori. Siamo già in crisi. È già crisi nera. Nesta starà fuori quanto? 2 settimane. Se guardate la squadra, dobbiamo mettere Reitzinger. Portiamo Abelardo, mamma mia. La vedo duretta, la vedo, eh. Anche, aspetta, Gigi, giusto?
E anche Gigi fuori. Portiamo Batigol. Però spostiamo Babangida per Batisuor. Ok, allora Babangida, Rivaldo. Cioè, avere così tanti infortunati all'inizio, per carità, teoricamente dopo essere un po' più tranquillo, spero, però contro il Siviglia, squadra che non è ancora nel suo ciclo, gol del Barça, Patrick, anche Babangida, ma dai! Sì, vabbè, però Fioi, cioè, basta. Cioè, mm. Destro, Simao. Cioè, non è possibile però sta sfiga, dai, cioè, tutti infortunati anche comunque lunghi, basta. Ma basta, gol del Barça. Stiamo andando bene, ma siamo anche sfortunati però, eh. Gol del Barça, sì, ma almeno i giocatori che entrano, dai, fan bene. Gol del Barça, 4-0, adesso tattiche Barça, togliamo i big. Condizione. Entra Zenden, esce Rivaldo, che esce Rivaldo, so cazzi. Anche Clivert per... Siamo Dani. Mm. Allora, non mi aspettavo un Barça così in palla comunque. Dai, basta vincere un trofeo, o Coppa del Re, o campionato Champions League. La Supercoppa comunque è una vittoria, che non aveva vinto neanche quella, tutto secondo, semifinale. Ho perso in finale, però voglio vincere qualcos'altro. 4-0, molto molto bene. Qua Valencia, Valencia, Valencia. Ok, molto bene. 3 settimane. Perfetto. Speriamo nelle sconfitte del Madrid, perché comunque il Madrid comunque no, ragazzi. Cioè, siamo messi benino, è chiaro che ma tanti gol facciamo, quello sì. C'è il Leverkusen adesso. Bacino che sparo, un anno. Non ho scelto Batistuta. Mi viene da piangere. Non so più Menano. No, mettiamo Arteta e Xavi. A giocare così, sì, Arteta magari no. Mettiamo Simao al posto del buon Arteta. Vai. E non l'ho salvata se si fortuna il portiere, sono cazzi. Gol dell'Everkusen. Leverkusen che è nel suo ciclo migliore. Gol del Barça, però subito Iari Litmanen. O Litmanen, lascia a voi la scelta ovviamente. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai. Voliamoci verso l'Eternity Glory in un inglese perfetto. Partita che sembra comunque combattuta, eh. Niente. Espulso Emerson Godo. Litmanen. No, vabbè. Ragazzi, basta però. Con tutto il cuore, basta. Ci avete rotto il cazzo. Troppi infortunati a partita. Cioè, sembriamo il Milan, cazzo. Anche Clivert, ovviamente. Cioè, almeno 2 infortuni a partita mi sembra un po' esagerato. Non riusciamo neanche a vincerla questa, ho paura. Bisogna fare 3 squadre, cazzo, per affrontare il gol dell'Everkusen, purtroppo. Anche Zen. No, vabbè, ma c'è un bug, ragazzi. Cioè, non è possibile.
Cioè, non è possibile, 3 infortuni. Hai perso anche 2-1. Questa è veramente andata male. 2 settimane. 3 mesi. Perfetto. Contro il Bilbao in completa emergenza. No, del Bilbao è... Troppi infortuni, cioè veramente... Troppi. Possibile pretendere di vincere così, gol del Bilbao 2-0. Si prospetta la prima sconfitta in campionato dopo la prima in Champions, purtroppo. Madonna, addirittura goleada di Usaid, vai. La stiamo perdendo malino, eh? Gol del Bilbao, sì, vabbè, 4-0, però mi sembra un po' stracciatella. Perché... Ah, per forza, sì, sono una pippa, però. Ho sbagliato. Mi sono rifatto, vabbè. Pazienza, facciamo un po' di turnover a sto punto. Chiamo Xavi per Guardiola ed Enrique. È assolutamente un'emergenza che non ci capisco più niente. Infatti adesso già la squadra forse gira. Dani gol. Vediamo se riusciamo almeno a limitare i danni. Ma comunque mi hanno detto che Battistuta non è un giocatore di valore per il Barcellona, la dirigenza. Cioè, pazzo. Battistuta se ne mangia tante, però 5-1 e viva Indava. Partita storta. Ma non c'è stato un infortunio, almeno questo. Mamma mia, come perdiamo male. Il Betis ci aggancia. Sono deluso anch'io, vecchio, sono deluso anch'io. Siamo tutti... Kluivert infortunato, ecco, giustamente. Cioè, in allenamento è arrivato dopo, chiaramente. Vai, raga, si riprende. Dopo la brutta sconfitta speriamo di portare a casa. Eccola là. Subito Mallorca Show. Siamo in difficoltà, purtroppo. Cioè, dopo un bel inizio. Battistuta proprio non segna. Ma ancora perché non mi modifica? Ma è stronzo allora il gioco, però. Ma perché non mi modifica le robe? Ma vaffanculo, però. Sti bug maledetti. Ma grazie che non se ne avete su tre quarti e avete su rotto. Anche Clivert fuori. Sì, proprio. Troppi infortuni. La del Barça, Litmanen pareggia. Male batti suor, però, eh. Allora, Clivert per Simao. Facciamo così, proviamo. E l'ultimo cambio, vediamo la condizione. Litmanen è finito. Vediamo Xavi però. Così. Grazie per il piacere. Pareggio purtroppo. Male, siamo secondi sul Betis in fuga, incredibile. Betis, 2 mesi. Battistuta proprio, crisi nera per Gabriel Omar Batigol. Purtroppo è così. Andiamo a Barcellona, Leverkusen. Ciao Bati. Mettiamo Figo che però non deve giocare.
Ecco perché non mi ha salvato, ok. Ora Dani, per Figo. Ma ovviamente fuori. Ah, rientra Babangida però. Rientra il Baba. Rientra il Baba. Ok. Dai, Babangida, Rivaldo, lì facciamo così ovviamente. Condizione a posto. Un mese. Ho troppi infortunati che sinceramente non capisco. Rigore, gol del Barça, Guardiola, ma calma, manca una vita purtroppo. Ma se riusciamo a tornare alla vittoria. - 1-0. Tattiche Barça, condizione, ci siamo per il momento, andiamo. Con pareggio non mi dispiacerebbe. Espulso Gresco, grande Gresco, idolo. Vinciamo 1-0, buona vittoria. Grande. Buon 1-0. Non siamo ancora... La Croazia Zagabria rompe i maroni. Però almeno torniamo alla vittoria, dai. Arriviamo a novembre e poi chiudiamo il video. Salviamo un attimo. Valencia, un bel pareggino. Real in grossa crisi, il Real de Madrid. Barcellona, Celta de Vigo. Ok, torna Nesta a te. Preferisco avere Bogarde. Ok. Avete tornato, però a sto punto lasciamolo un attimo per la data dell'infortunio. Barcellona, maglia argendada. Cosa del Barça, Dani, ragazzi, veramente tanta roba, attenzione, Dani, doppietta, 30 milioni mi hanno chiesto, ne voglio 100. Il Celta Vigo di Mostovoi, ragazzi. Cerchiamo di tornare alla vittoria. Gol del Barça, tripletta di Dani, ragazzi. Triplettone di Dani. E Battistuta lo vemo. Battistuta è veramente una delusione, comunque. Turnover, mettiamo. Ok. Posto di Rivaldo. Ronaldo. Più destro, però. Facciamo così, Babangida. Vabbè, ce la inventiamo così e basta. Vai. Gol del Celta, attenzione. E battendo il gol del Barça. No, che cazzo. Ecco, 3-2, attenzione, siamo in crisi. Ecco, sapevo io, cambi una cosa, basta. Mettiamo Guardiola, mettiamo Cookie. Rischio di perderla, di pareggiarla. Prego, finisci partita, grazie. Gol del Celta, da 3-0, 3-3, lo sapevo.
Quando fai le cambi una cosa incredibile, incredibile. Male, siamo 15. Beh, vabbè, Betis in una fuga strepitosa. Non vinciamo più in campionato, non vinciamo più. Incredibile. Andiamo con Lione, parità decisiva anche per la Champions. Vediamo cosa combiniamo. Gol del Barça, Rivaldo. Buttato via troppi punti in campionato, però già dopo un bel inizio. 2 pareggi, una sconfitta. 3-0, 3-3. Gol del Barça, Boga, Boga, sì. Sto pensando ai cambi che ho fatto. Poi ormai l'ho vinta che se faccio diciamo dei ruoli non proprio perfetti, no. Qua perdi subito. Esce Guardiola, entra Kokyu, esce Litmanen, entra Figo e mettiamo Xavi per Babangida. No, vai. Ok, finita, meno male. La classifica, ok, il Barcellona. Sono già qualificate entrambe, godo. Molto bene, molto bene. Andiamo a fare l'ultima partita, Champions League bene. Parte la sconfitta con Leverkusen. Luis Enrique, 3 settimane. Infortunato Rivaldo, qualche giorno. Che palle, oh. Mamma mia, Real Madrid in una crisi senza fine. Contro l'Alaves. Rivaldo gioca, non mi interessa. Mettiamo Clivert al posto di Gigi Enrique e Xavi. E Nesta per... lasciamo Bogarda. Vi prego ragazzi, Barcellona Alaves, ho bisogno dei 3 punti, per piacere. Ho bisogno di fottutissimi 3 punti, se no addio campionato. Cazzo, con un Real Madrid messo così male, non posso non sfruttarla, gol di figo appena entrato. Intervallo, ma siamo solo 1-0 purtroppo. Gol del Barça ieri, Litmanen. Allora, condition. Figo molto stanco, mettiamo Babangida al posto di Rivaldo. Mettiamo Dani. No, aspetta, aspetta che lo fermo. No, 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 no. Arteta centrale. Che palle. Mentre Rivaldo deve rimanere, se no cambio il modulo, non va bene. Lasciamo così. Mentre il terrore di cambiare tutto.
Quel 3-0-3-3 è pesantato troppo pesante. Andiamo a casa, Beppe, per piacere. Finisce 2-0, bene. Vediamo la classifica, ci vede. Dai, il Betis finalmente ne pareggia una. Sociedad primo, ma siamo tutti là comunque, dai. Siamo tutti là. Buono raga, allora un saluto dal comandante veneziano, ci becchiamo. Col prossimo video, ciao!